la cosa che manca è proprio capire il fatto che quando si muore sul posto di lavoro c'è una doppia tragedia. C'è la tragedia che perde la vita, c'è la tragedia che con la perdita di lavoro, quando muore un lavoratore, ci sono famiglie intere che vanno un disastro totale, e questo fa anche capire il fatto che è pazzesco che una persona esca da casa per andare a lavorare e non ritorna perché è morto sul posto di lavoro. Si muore sul posto di lavoro sia nei cantieri, ma si muore sul posto di lavoro anche per raggiungere il posto di lavoro. E questa non è una cosa tanto da prendere sotto gamba. Infatti la legge che stiamo raccogliendo le firme parla anche di posto di lavoro, di lesioni gravi e gravissime, perché ci sono anche tante lavoratrici e tanti lavoratori che non trovano la morte, ma rimangono per tutta la vita rovinati perché hanno segnato delle gravi ferite che non saranno mai fra virgolette, risolte. Quindi un problema di coscienza sì, certo è reale, ma la coscienza primaria che deve essere supportata è quella di capire che quando un lavoratore muore all'interno di un contesto di sfruttamento. Il lavoratore muore nella stragrande maggioranza dei casi perché non c'è nessuna sicurezza, perché il datore di lavoro o padrone, come lo vogliamo chiamare, assolutamente non spende più soldi per la sicurezza. Noi abbiamo denunciato recentemente a Catania, come Federazione dei Sociali dell'USB, abbiamo denunciato un cantiere dove il giorno prima aveva piovuto, quindi era tutto bagnato, un cantiere edile, e gli operai erano sopra il cantiere come se erano in spiaggia. Quindi la coscienza, è vero, passa da tutto un contesto, deve passare anche a livello individuale nei lavoratori, perché sennò si è carne di macello.